Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Perché a prescindere... Buonasera, bentrovati, primo Sitter Pares, appuntamento del mercoledì, lo sapete ormai anche del lunedì, è dedicato, ovviamente siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, dedicato interamente a purtroppo a questo virus che ci sta un attimino facendo dannare, uso un termine anche un po' non pesante per non dire qualcos'altro. Ne parleremo ovviamente anche questa sera, parleremo soprattutto per quanto riguarda le case di riposo, per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda l'economia, la prima parte sarà proprio dedicata all'economia e anche per quanto riguarda lo sport, dunque voi da casa potete interagire con noi mandando i messaggi oppure anche telefonando ai numeri che vedete in sovraimpressione. Tutto questo con in studio, li ringrazio di averli, Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia. Buonasera Presidente, buonasera. Grazie. Ed è un piacere avere anche Antonella Viola, professoressa di patologia generale dell'Università di Padova. Buonasera. Grazie di essere con noi e saluto sempre con piacere Settimo Gottardo, già sindaco di Padova. Buonasera, Buonasera Settimo. a tutti. Allora andiamo rapidamente perché abbiamo tante cose da raccontarvi. Elisabetta Corazza in redazione 1. Buonasera Elisabetta. Se ci date l'audio. Ecco, abbiamo un piccolo problema, non sentiamo l'audio di Elisabetta, allora riparleremo immediatamente. Allora nel frattempo vediamo se andiamo da Denis o se ritorniamo da Elisabetta, perché ovviamente questi sono i problemi. Sì, Giorgio, eccomi. Ecco, buonasera, allora buonasera raccontami a tutti. prima te, poi andiamo da Elisabetta. Sì, allora io direi di cominciare, Giorgio, come di consueto con i numeri, i dati di giornata, perché ovviamente i dati sono positivi, però avete visto anche il nostro titolo, dice non abbassiamo la guardia. Questo è il messaggio che sta passando da parte delle istituzioni. Vediamo i dati nazionali aggiornati a questa sera: 110.574 i casi totali, 80.572 gli attualmente malati, in aumento di 2.937 rispetto alla serata di ieri, 16.847 i guariti, 1.118 in più e 727 deceduti in più, che portano il dato totale a 13.155. Andiamo, Giorgio, si dice, anche a vedere i dati relativi al Veneto, la nostra regione, che sapete vengono diramati 2 volte al giorno. Anche qui i casi totali sono 9.748, attualmente i malati, quindi coloro che sono positivi, sono 8.626, 1.696 i ricoverati che calano, così come calano coloro che sono in terapia intensiva, che sono 348, i dimessi sono 961, mentre 517 sono i deceduti. Giorgio, mi tengo ancora un attimo la linea perché come sai ha parlato il Premier Conte questa sera, poco fa, ha terminato veramente a minuti, ha dato alcune notizie importanti. Intanto quella che era nell'aria, insomma le restrizioni sono prorogate fino al 13 aprile, insomma, quindi tutto quello che è in vigore ovviamente fino al 3 aprile viene prorogato anche per altri 10 giorni, però poi ha lanciato anche altri input importanti. Intanto non si può ancora dire se il 14 aprile allenteremo le misure, ha detto il Premier Conte, quindi ok, intanto si va avanti fino al 13, però non è detto che ci si fermi qui, bisognerà vedere come evolve la situazione di giorno in giorno. E poi ancora un monito alla nazione: se allentiamo ora gli sforzi che abbiamo fatto fino a questo momento sono stati vani, quindi quello che dicevamo prima, mi raccomando, non abbassare la guardia. E poi Conte ha specificato anche che tutto quello che si è fatto fino ad ora rischia di essere così danneggiato da pochi irresponsabili che non rispettano le normative, non rispettano i decreti e quindi decidono lo stesso di uscire di casa. A tal proposito ha dato anche una chiara specificazione per quanto riguarda la famosa ora del passaggio con i bambini. Sapete, se ne è discusso molto nelle ultime ore. Conte ha specificato: noi questo non l'abbiamo autorizzato, quindi non abbiamo autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l'accompagno di un bambino, ma questo non deve essere l'occasione per andare a spasso. E poi ultimo dato, insomma ultimo spunto, quello relativo agli allenamenti.
perché nel nuovo decreto c'è anche uno specifico stop agli allenamenti degli atleti professionisti. Conte l'ha giustificato in questo modo, onde evitare che alcune società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Abbiamo deciso quindi di scriverlo nero su bianco e di stopparli. Ecco, va bene, non so se è pronto il collegamento con Elisabetta, però al di là di tutto che arrivano ovviamente queste ordinanze cambiano anche rapidamente, diciamo che in questa emergenza dell'Italia e del mondo intero, diciamo che la comunicazione qui in Italia non è stata tra le più diciamo precise o perfette, diciamolo così. È pronta Elisabetta? È pronta Elisabetta? Eccola qui, vai Elisabetta. Mi senti, Giorgio? Buonasera. Buonasera a te Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa. Qui ricordo i numeri per partecipare alla trasmissione, possono telefonarci allo 049 80 77753 oppure possono scriverci sms al numero 345 33 41 171. Io inizio dandoti una nota molto triste, che forse la cosa più triste di questa emergenza, le immagini che continuano ad arrivare delle salme dei tanti morti nelle città della Lombardia, in modo particolare nel Bergamasco. Oggi ne sono arrivate ben 25 nel cimitero di Padova, che saranno cremate a Padova perché appunto i forni crematori della zona non riescono a smaltire questi numeri enormi di decessi. A questo proposito ti dico che secondo i dati Istat, mentre nella zona del Bergamasco negli anni dal 2015 al 2019 la media di decessi per i primi mesi dell'anno era di 91, adesso invece quest'anno i morti sono già 398 nel Bergamasco, quindi c'è stato un aumento di oltre il 300%. Qui in queste immagini vediamo che appunto le salme sono state accolte dal sindaco, dall'assessore ai servizi cimiteriali della città, Francesca Benciolini, e da Don Marco Cagol, in rappresentanza della diocesi di Padova. È stato un momento per tutti, ovviamente, sia per i presenti ma anche per chi queste immagini le vede solo da lontano, così attraverso i monitor, scene molto toccanti che fanno capire ancora di più, insomma, quanto è grave quello che sta succedendo. Bene, ritorniamo perché poi sono davvero immagini che ci fanno pensare poi, purtroppo morire così, non poter avere le persone care vicino nel momento della sepoltura e soprattutto le salme trasferite in altre città, credo sia un momento davvero... non saprei come definirlo, non ho un aggettivo che mi sorregga il pensiero che può avere qualche parente di quelle vittime, soprattutto prima le vittime, ma anche i parenti che non possono purtroppo seppellire i propri cari come dovrebbero fare. Vabbè, detto questo, prima di fare il primo collegamento a parlare, inizio con la dottoressa, cioè il fatto di questo governo che comunica, non comunica, dà una delle cose che mi sembra mettono in agitazione la popolazione, che già lo è, ancora di più di quello che dovrebbe esserlo. È un'impressione mia sbagliata, perché poi danno tutte le colpe ai media, ai giornalisti, ma i media e i giornalisti raccontano quello che succede, mica raccontiamo bugie, insomma. No, senza dubbio c'è stato un problema di comunicazione e continua ad esserci. Dall'inizio i messaggi non sono stati chiari, non sono stati dei messaggi precisi a cui i cittadini potevano fare riferimento. La sensazione è che si consideri il popolo italiano, i cittadini italiani come dei bambini a cui non si riesca a dire la verità, non si riesca a parlare in maniera chiara, dando delle regole precise, spiegando esattamente qual è il problema e quindi qual è la soluzione di quel problema. E quindi di volta in volta abbiamo assistito a dei cambiamenti e l'ultima è questa della sorpresa di ieri sera. Sì, del nuovo perché decreto. poi il governo fa il decreto, poi dice però le regioni possono decidere e va a finire che quello che è a casa non si capisce più nulla. Sì, ma di fatto da ieri a oggi non è cambiato niente nel discorso bambini, passeggiate così, però la comunicazione di ieri ha creato un sacco di confusione, ha creato polemiche perché inutili. È vero, la comunicazione sembrava che i bambini potessero uscire, vabbè, Sì. poi ne parleremo perché
perché abbiamo già il primo collegamento ed è Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque quello che ci potrà dire qualcosa in merito alla gente che si lamenta che lo Stato da poco. Buonasera Baretta. Buonasera Tanto a lo voi. ringrazio, e tanto che non lo vedo, quindi mi fa piacere anche rivederlo, lo vedevo ospite qualche volta nei miei trasmissioni. Ospite abbiamo qui con noi in studio il presidente di Confindustria di Venezia, l'altra sera avevamo il presidente di Confindustria Veneto e sono un po' tutti arrabbiati, Pierpaolo Baretta, di quello che ha deciso il governo da un punto di vista economico. Ciao Pierpaolo. Ciao, buonasera. Non ho sentito, mi scusi. No, volevo dire, sono molto arrabbiati, dico, adesso l'ha salutato anche Marinese, quindi sì, sono molto arrabbiati perché insomma non sono soddisfatti ovviamente sotto un profilo economico di quello che sta facendo lo Stato per imprenditori, per aziende e ovviamente anche per le famiglie. ma per la verità siamo tutti arrabbiati perché siamo aggrediti da un nemico misterioso e che ci ha, ovviamente, inutile negarlo, preso tutti di sorpresa. E quindi quando noi io sostengo che ci vuole una comprensione reciproca di questa situazione, lo dico perché ho presente quello che ci sta succedendo a tutti. La frase "siamo tutti nella stessa barca" non è la banalità che si dice normalmente. È per questo che dobbiamo gestire anche le contraddizioni che ci sono in una situazione che si evolve anche di ora in ora, di giorno in giorno. C'è in gioco la salute delle persone e quindi da questo punto di vista bisogna avere questa come un quadro di priorità. Dopodiché, ma insomma sì, vediamo di discuterne anche nel merito, perché noi stiamo facendo nel giro di poche settimane un primo provvedimento che abbiamo fatto, un secondo che faremo la prossima settimana, stiamo provando a farlo prima di Pasqua, per rispondere ulteriormente alla crisi economica che c'è, oltre a quella sanitaria. Quella economica è gravissima, molto, molto pesante e c'è precisa coscienza di questo. Devo dire sinceramente, non per fare la difesa di parte, ma perché non mi pare che si possa dire che non c'è un'azione in atto. Poi siamo, come si vede, pronti anche a migliorarla, a modificarla, a trarne anche tutte gli suggerimenti. Devo dire che non è nemmeno facile trovare lo schema di priorità, perché è chiaro che oggi noi abbiamo visto ad esempio che la prima settimana abbiamo affrontato la questione del lavoro facendo un provvedimento che ha esteso la cassa integrazione a tutti, anche i settori che non ce l'avevano e anche le aziende fino a un dipendente. Poi nel giro di 10 giorni sta emergendo con forza una questione sociale rilevante, che è addirittura quella delle persone che non hanno sostentamento e che quindi, di fronte alle quali lo Stato ha deciso comunque di intervenire, sono i soggetti più esposti e ai quali diamo una risposta anche nei prossimi giorni. Ma al tempo stesso la situazione delle imprese è evidentemente peggiorata e quindi faremo un intervento rilevante sulla liquidità, in maniera tale che ci sia una erogazione. Insomma, la metto in questo modo perché mi pare che sia il modo migliore per discutere tra di noi, cioè affrontiamo anche la situazione per la complessità che essa ha. Cioè, ho sentito mentre mi collegavo, non so chi, la signora che l'ha detto, ma vuole dire attenzione, perché dire che il governo tratta gli italiani come dei bambini, stiamo attenti, perché quando noi diciamo prendiamo delle posizioni così nette, ad esempio sulle restrizioni, si potrà essere più o meno d'accordo, ma su questo, guardi, prendiamo il Veneto, il presidente Zaia è addirittura più severo e credo con qualche ragione.
quindi stiamo attenti che non c'è un gioco politico in atto, Sì, c'è proprio una situazione molto complessa. Baretta, però Zaia si è arrabbiato con l'Europa anche proprio oggi nella conferenza stampa. Senta, la priorità però c'è, Baretta, io credo che la priorità sia l'urgenza e la velocità che il governo deve disporre questi soldi. Le faccio un esempio: oggi pomeriggio un cittadino in Lombardia, 26 anni, è stato licenziato all'azienda proprio per colpa di questo coronavirus e questo si è suicidato. Ecco, non vorrei che iniziasse un lungo tragitto nel vedere di queste situazioni in tante altre città, in tante altre regioni, e qui lo Stato deve intervenire rapidamente, credo sia una delle priorità. Approfitto per dire che quell'azienda che ha fatto quel licenziamento è gravemente colpevole, perché noi abbiamo proibito i licenziamenti, abbiamo detto che in questo momento, e per questo abbiamo messo a disposizione la cassa integrazione fino a un dipendente, anche un'azienda con un dipendente, quindi le aziende non si azzardino a giocare col fuoco. Ci sono aziende serissime che stanno facendo sforzi drammatici per tenere in equilibrio i loro conti e tentare di avere comunque la loro manodopera, i loro collaboratori, sia pure in cassa integrazione, sostenuti. Quindi dobbiamo essere molto, molto netti e molto rigorosi. Guai a chi abusa di questa situazione. I licenziamenti sono proibiti in questo momento, e non a caso abbiamo detto cassa integrazione per tutti. È stato chiaro. Poi do la parola a Marinese. Senta, Baretta, ma l'Europa, la Germania, allora io sento dire, ovviamente lei è un esperto sotto un profilo di economia e finanza, ma davvero non ci sta dando una mano, come tutti dicono, perché lo dicono tutti, addirittura qualche sindaco ha legato la bandiera dell'Europa, qui nella nostra provincia, insomma c'è molta gente arrabbiata. Il governatore Zaia oggi ha detto: noi vogliamo i soldi subito dall'Europa, è inutile stare qui a giocarci e a tutte le belle parole, ci servono soldi e abbiamo bisogno di soldi per le nostre aziende, come ben lei ha detto. Ecco, ma l'Europa ci darà una mano oppure no? Oppure bisogna fare una scelta davvero coraggiosa? Io l'altra sera al presidente di Confindustria Veneto ho detto: beh, andiamo da Trump, no? Perché a un certo punto, se l'Europa non ci dà una mano, andiamo via. Ho fatto una provocazione. Ecco, mi può dire in tal senso se l'Europa ci è vicino? Intanto anche in questo caso siamo comunemente arrabbiati, e mi pare evidente che la posizione del governo italiano è molto netta, e c'è in questo momento questa alleanza con i francesi, gli spagnoli e altri paesi, ed è aperto uno scontro politico molto duro in Europa che noi stiamo portando avanti, quindi da questo punto di vista c'è un'unità del paese molto molto forte. E non a caso abbiamo detto anche noi provocatoriamente: guardate che faremo da soli, sarà più faticoso ma faremo lo stesso, non abbandoneremo i cittadini e la situazione. L'Europa sta vivendo un momento drammatico, perché se non dà una soluzione a questo problema salta, e lo dice uno che è convintamente europeista, però mi rendo conto che siamo al dunque di una discussione che è anche di carattere storico. Io però penso che l'Europa sarà costretta a fare i conti, perché un mese fa tutti pensavano che fosse un problema italiano, adesso si vede che la partita sanitaria sta diventando un problema di tutti, e già anche in Germania autorevoli esponenti stanno criticando questa posizione così ottusa che si sta avendo. Certo, non ci basta, l'ho detto anche stasera Conte, che ci dicano che possiamo usare il fondo Stati, perché noi non abbiamo il problema di dire che ci consentano di fare il debito, quello lo facciamo da soli. Quello che l'Europa deve fare è tirar fuori i soldi e darli a tutti, non solo all'Italia, a tutti, perché tutti sono all'interno di un problema drammatico, che è quello che questo nemico sta attaccando tutti. Quindi è una svolta clamorosa che noi dobbiamo assolutamente imporre all'Europa, certo sperando anche in una mediazione, non c'è dubbio, come sempre si fa in questi casi, ma senza mollare sull'idea che non ci basta che ci sia consentito di fare debiti, quelli li sappiamo fare da soli. Ecco Baretta, poi chiedo velocità a tutti perché abbiamo molte cose da fare questa sera. Allora Marinese, poi anche Settimo Gottardo se vuole fare delle domande al sottosegretario. Allora inizio da Marinese. Vincenzo. Ma guarda, la situazione è chiara, cioè noi non abbiamo assolutamente la percezione di quello che ci sta capitando addosso dal punto di vista economico. Faccio una domanda:
chiudere altri 10 giorni, sapete cosa ci costa in termini di PIL? Ci costa oltre 40 miliardi. Noi produciamo 4 miliardi di euro al giorno. 40 miliardi sono altri soldi che abbiamo bisogno per poter sopravvivere. È vero che c'è un problema di liquidità delle aziende, ma è altrettanto vero che gli strumenti oggi messi in campo non bastano e non saranno neanche sufficienti gli strumenti della prossima finanziaria, perché se no saremo alla litania ancora delle lamentele e qui non c'è da lamentarsi, qui c'è da fare determinate cose, perché ha ragione il sottosegretario, bisogna far debito, ma per far debito devi avere il denaro. Qui stiamo facendo una confusione dal punto di vista semantico importante. Noi abbiamo da una parte la cassa, che è quella che serve per pagare i medici, le forze dell'ordine. Sapete quanto ci ha dato di cassa marzo allo Stato? 8 miliardi e 900 milioni. 8 miliardi e 900 milioni. Ad aprile ci darà la cassa 3 miliardi e mezzo se siamo fortunati. Pertanto se facciamo debito lo facciamo grazie al fatto che qualcuno ci dia i soldi per poter fare debito. Allora, considerando che l'emergenza sanitaria è un'emergenza grave, non vedo la stessa attenzione. Faccio un esempio concreto per quanto riguarda la parte economica. Io vorrei vedere da una parte la protezione civile che ogni giorno ci enuncia tutti quelli che sono i casi di miglioramento e dall'altra parte il Ministro dell'Economia, un sottosegretario che ci dice quotidianamente le iniziative che stanno prendendo e quanto fieno abbiamo messo in cascina. Risposta Baretta, poi penso che anche Gottardo, sì. Voglio dire già Gottardo aggiungere qualcosa così. Sì, volevo solo aggiungere due piccolissime cose, ne approfitto della presenza del sottosegretario che è sempre diligente. Primo, sui licenziamenti volevo segnalarli che c'è anche il caso dei contratti a tempo determinato. Faccio il caso della logistica, dove molte aziende ne approfittano per licenziare, basta, no? È un licenziamento sui generis, nel senso che il contratto termina, ma nel settore della logistica venivano poi rinnovati praticamente automaticamente. Ma scusa, posso fare una domanda? Prego. Aspettate che facciamo fare le risposte. No, giusto così, perché per dialogare. Certo. Allora, non si può dire agli imprenditori di non licenziare e dall'altra parte di lasciare le sanzioni penali nel momento in cui si fallisce. Cioè... Sono perfettamente d'accordo su questo, ma è per dire che ci sono molte sezioni sociali che sono in difficoltà, anche gli stessi imprenditori, scusami, della logistica che prendono atto che chiudono. Settimo Gottardo, la domanda per Baretta perché poi dobbiamo salutare. Chiudono. E il secondo, per esempio, ci sono delle cose che possono essere fatte indipendentemente dall'Europa. L'avvertenza europea, io spero che il governo la porti a casa. Ecco, Baretta, ha sentito le domande, perché ho visto che si muoveva, magari è andato via l'audio, ho sentito tutto, anche le richieste Marinese, che praticamente Marinese ha detto a pari passo come va avanti la sanità, il problema sanitario deve andare avanti anche il problema economico. Sì, ma scusami, voglio terminare, ma nel Veneto molte aziende venete attendono attualmente che siano liquidati 3 miliardi per prestazioni di servizi e opere che hanno date e che sono anni che non vengono saldate. 3 miliardi, saldateli. Capisco che non sono cose enormi, ma sono cose che dovete fare. Ci sono opere fermate ancora dal ministro Toninelli nei lavori pubblici. La relazione dell'Ance Veneta sono circa 8 miliardi. Questi sbloccateli, queste cose sono cose che non attengono a questo Sentiamo governo. La risposta. Però sbloccateli. Pierpaolo Baretta, ha sentito tutto quello che le ha detto i miei ospiti qui? Sì, la risposta, diciamo, con Marinese abbiamo l'occasione ogni tanto di sentirci e lui fa anche bene a stimolare questa discussione, ma è ben chiaro che noi abbiamo coscienza della drammaticità. Noi stiamo in questi minuti decidendo di fare un intervento sulla liquidità delle imprese che arriverà a sviluppare 500 miliardi mettendo garanzia il 90% da parte dello Stato e costringendo le banche
a erogare. Ma sottosegretario, non è così. Ma perché, scusi? Adesso perché noi è quello che stiamo decidendo. Sì, ma l'ho capito, ma non si può dire che portando le garanzie al 90% alimentiamo 500 miliardi. Io ho una stima immensa da parte sua, ma non è, mi spieghi come? Come facciamo ad aumentare la garanzia dall'80 al 90%? Quanto ci mettiamo e i 500 miliardi da dove derivano? Perché io non riesco a capirlo, perché i primi 25 miliardi dovevano diventare 350 miliardi. No, i 25 miliardi li ha detto il Presidente Conte, ha detto che i 25 miliardi alimentano i 350 miliardi. Fresco per coprire la cassa integrazione, eccetera. Noi stiamo per finanziare il fondo di garanzia e poi stiamo per decidere, poi per carità domani, dopodomani ci confronteremo nel merito sulle decisioni che abbiamo preso e stiamo per decidere che sotto una certa soglia di reddito, non abbiamo ancora definito, di fatturato eccetera, ci sia un'erogazione diretta. Quindi stiamo prendendo delle decisioni, poi le discuteremo appena le abbiamo prese, ma quello che io vorrei dire è una cosa è valutare le difficoltà che ci sono e anche legittimamente criticarle, ma attenzione che stiamo facendo degli sforzi. Lo stesso, tu stesso Marinese hai detto poco fa che abbiamo avuto anche un problema di caduta di liquidità. Faremo debito, perché questo dobbiamo fare, perché oggi non possiamo in nome di un equilibrio finanziario stare fermi. Quindi faremo delle scelte che sono inusuali in una situazione normale, ma siamo fuori dalla situazione normale. Questa è, diciamo, la percezione che abbiamo e che dobbiamo darci tutti, perché altrimenti è chiaro che se restiamo in una situazione iperprudente non facciamo niente. Quando si è mai visto la cassa integrazione che adesso aumenteremo di altre settimane, perché è chiaro che non bastano le 9 che abbiamo stabilito a questa dimensione, oppure per quanto pochi che possono sembrare i primi 600 euro che adesso abbiamo deciso di portare a 800 per quasi qualche milione di partite IVA ed autonomi e 800 che si ripeteranno almeno per 2 mesi. Cioè non sto dicendo che abbiamo risolto tutto, perché mi rendo conto che non basta mai in questa situazione. Mi scusi Baretta, posso fare poi 3 proposte? Sì, perché abbiamo, se siete più rapidi chiedo a tutti. Baretta, non ho capito, praticamente invece che 600 sono diventati 800, perché questa notizia non è stata molto pubblicizzata, mi sembra. No, non è, perché la stiamo decidendo, sto anticipando le decisioni che stiamo quindi prendendo. Lei ha dato una notizia molto importante questa sera qui da noi, la ringrazio, che dai 600 diventeranno 800 euro per azienda, mi sembra di capire, giusto? No, per partita IVA. Per partita IVA, vabbè, da 600 a 800. E invece, prima di dare la parola a Marinese, Gottardo le aveva chiesto quei 3 miliardi e 8 miliardi che già dovevano essere nelle casse dei veneti, arriveranno oppure no? Ma stiamo sbloccando quello che possiamo sbloccare. Adesso guardiamo l'emergenza in cui siamo, che è la cosa più drammatica. Cioè adesso noi dobbiamo immettere, come si è detto, tantissima liquidità nel sistema delle imprese. Questa è la cosa da fare. Mi pare che come obiettivo siamo d'accordo. Poi diciamo l'obiezione può essere quanto ci riusciamo o meno. Ultime 3 proposte di Marinese, rapide le 3 proposte, Vincenzo, perché io poi vi devo lasciare. Devo lasciare anch'io Pierpaolo Baretta. Le 3 proposte, Vincenzo, rapide. Sì, volentieri. Allora, le 3 proposte sono: la prima, noi abbiamo un problema con l'agricoltura, possiamo utilizzare chi prende il reddito di cittadinanza che sta a casa, almeno andarci a prendere le nostre arance e mandarini, così evitiamo di andarceli a comprare in giro dalla Tunisia. La seconda? La seconda proposta: abbiamo una marea di persone in cassa integrazione, non bastano i fondi, perché allargare settimane non voglio, cioè se no diventa un argomento troppo tecnico, però abbiamo aziende che stanno lavorando e stanno lavorando tanto, in carenza di manodopera. Possiamo prevedere con l'INPS di fare delle convenzioni così la gente che è in cassa integrazione va a lavorare per chi ne ha bisogno e così alleggeriamo la terza. Ci vuole un moltiplicatore per quanto riguarda la garanzia del medio credito centrale. La garanzia del credito deve essere al 100% e deve essere minimo rateizzabile in 30 anni. Pierpaolo Baretta, rapidamente, poi la congedo e la ringrazio come sempre. Può rispondere a queste 3 richieste che sono così raccontate brevemente, ma penso nella risposta un po' più complicate. Le prime 2 si assomigliano, la prima riguarda l'agricoltura, la seconda lavori diciamo socialmente utili, ma sostanzialmente la proposta è fare in modo che chi riceve una sovvenzione
vada a utilizzare. Io personalmente, non voglio impegnare il governo, personalmente sono d'accordo, l'ho sostenuto pubblicamente anche oggi in una dichiarazione partendo proprio dall'agricoltura. Noi abbiamo una situazione di rischio perché molti stranieri se ne stanno andando e quindi io penso che tutti coloro che riceveranno una sovvenzione possano essere debbano, sottosegretario, debbano, è finito il momento del potere, è il momento del dovere. Vabbè, adesso Marinese non facciamo inutili sofisticazioni sul linguaggio. No, non faccio sofisticazioni. Sono di più quelli che ricevono la sovvenzione di quelli che servono, quindi possiamo anche fare una selezione. Comunque debbono, va bene, non è questo il punto, siamo d'accordo sul tema. La terza risposta è, anche qui mi permetto di dire, non sofistichiamo, il 90% di garanzia sviluppa un moltiplicatore che attualmente è 1 a 14. Ogni miliardo stanziato sono 14 miliardi erogati, quindi facciamo dei calcoli e vediamo quanto siamo in grado di fare attraverso garanzie dirette e garanzie indirette che consentono che ci sia molta liquidità nel settore delle imprese. Questa mi pare la strada da praticare. Grazie per Paolo Baretta per la disponibilità e buon lavoro, perché ha un lavoro molto impegnativo in questo momento per l'Italia. Grazie. Io credo sia complicato, però credo da queste parole che almeno un po' di buona volontà ho capito, Vincenzo Marinese, che è difficile accontentare. Ma non è un fatto di accontentare, è un fatto di essere razionali. E qui il problema fondamentale è come la medicina. L'economia è una scienza. Ci si affida agli scienziati dal punto di vista della malattia sanitaria, perché devono parlare i dottori, e dall'altra parte ci si affida agli economisti che abbiano l'idea dello sviluppo industriale. L'Europa i soldi sapete perché non ce li dà? Perché ha paura che ce li mangiamo. Come ce ne siamo mangiati migliaia di miliardi, uno si chiede, ma scusa, ma se te li do domani mattina, che ne fai di questi soldi? Li dai al Sud, li dai al reddito di cittadinanza, li dai su politiche ideologiche o li dai allora, effettivamente su abbattere il... Secondo lei non ce li dà perché non si fida di noi italiani? Ma vuole un'opinione spassionata? Certo. Assolutamente sì. Ma lei, la domanda, se domani mattina noi dovessimo seguire l'idea che ha la Lega di far acquistare a noi cittadini dei titoli di Stato che poi vengono rimborsati, secondo lei, secondo voi, ce la faremmo una domanda? Ma questi soldi dove vanno a finire? Abbiamo scoperto oggi col coronavirus quanto è importante la sanità. Oggi l'abbiamo scoperto, ma è 37 miliardi di qualche anno fa. Abbiamo 2 ore di trasmissione, qui davvero ne perdiamo tutta qui in economia, ma dobbiamo parlare anche di sanità e di tante altre cose molto importanti. Però voi da casa rimanete con noi, perché avete capito, vi daremo informazioni, soprattutto quelle che ha detto Baretta, che mi sembra un attimino un po' più di respiro, che le partite IVA invece che 600 euro riceveranno 800 euro. Io pensavo fosse già approvata perché non l'avevo mai sentita, ha detto è in discussione. Mi auguro che domani la burocrazia italiana e tant'altro faccia sì che venga scelta rapidamente questa strada, anzi da 800 anche a 1000. A tra poco, rimanete con noi.